mi chiamo Gabriella e in questo canale ti condivido le mie esperienze, soprattutto siciliane. Mi trovo a Piazza Ruggero Settimo, davanti il Teatro Politeama, dove c'è un evento che promuove l'agricoltura italiana e locale per fare conoscere i prodotti tipici del nostro territorio. Interessante vedere che sono stati allestiti diversi laboratori didattici che hanno coinvolto piacevolmente tanti bambini che si sono prestati a disegnare, conoscere ciò che veniva loro proposto. Allora, adesso passiamo al tappo. Tocchiamo questo formaggio bianco. A manipolare la pasta o ancora fare le prove di mungitura, come vedete qui. Ho trovato molto interessante l'allestimento dell'orto didattico, dove i bambini hanno potuto creare la loro piantina e così vedere che è semplice moltiplicare il verde o addirittura creare i propri aromi in casa per poterli avere facilmente. Altrimenti se volete fare la piantina, vedete? Perché? Bravo. Allora sì, tutto a posto da chiedere. Tipico carretto siciliano ammestigliato con scene religiose da parte di loro. I particolari soprattutto sono da notare. A rendere l'ambiente ancora più gioviale, più allegro, c'è un gruppo di questi danzatori che interpretano una danza folcloristica antica con delle spade vere.